In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Forza Italia Siciliana al Congresso Nazionale. Sono 120 i delegati di Forza Italia Siciliana al Congresso Nazionale del partito. Li guida Marcello Caruso, coordinatore regionale, e da oggi fra i 6 componenti della segreteria nazionale. Schifani in questi mesi ha evitato lo scontro, ma nel frattempo ha lavorato con pazienza per assicurarsi un ruolo di immagine. Pare che oggi potrebbe ottenere il ruolo di Presidente del Consiglio nazionale, un ruolo onorifico ma di grande prestigio. Cuffaro ha già deciso, la DC si presenta da sola. La linea di Cuffaro è sempre la stessa da mesi, visto che Forza Italia ha detto no a liste comuni, si va da soli. Nel frattempo lavora ad allargare la presenza della sua DC fuori dalla Sicilia e ieri era a Napoli all'Assemblea regionale campana. Nel caso di lista con il simbolo della Democrazia Cristiana, difficilmente Cuffaro potrà eludere ancora il tema della propria candidatura. Quei 3 ospedali si faranno. Si sostiene che non potranno più realizzarsi l'Ismet 2, il nuovo ospedale di Gela e il nuovo ospedale di Siracusa, in quanto non previsti dalla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione, nel quale per il settore sanità sono previsti soltanto 250 milioni a fronte dei 600 milioni necessari. Da tutto questo si sono già determinate vivaci proteste e subito dopo sono ovviamente arrivate le rassicurazioni di Schifani e del governo Meloni. Ma davvero qualcuno è convinto che i governi regionale e nazionale possano aver espresso una volontà suicida tale da bloccare sul territorio opere di indiscutibile rilievo e interesse come quei 3 ospedali? Musumeci, il ponte e la sinistra delle palafitte. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, in un convegno a Messina sul ponte sullo Stretto, ha ribadito la posizione del governo Meloni. L'opera per questo governo, ha detto Musumeci, è essenziale e deve essere realizzata. Come farla è competenza del mondo della scienza e la politica deve avere soltanto la discrezionalità di fissare l'obiettivo. E a proposito dell'esposto presentato dalla sinistra, Musumeci ha detto: le indagini sono sempre bene accette perché servono a rasserenare tutto, ma dipendesse da certa sinistra dovremmo tornare alle palafitte. Dario Daidone resta deputato all'Ars. Dei 3 casi per i quali era stata presentata una norma interpretativa della legge sull'ineleggibilità, 2 casi si sono risolti a favore del ricorrente. Nel terzo caso Dario Daidone, deputato di Fratelli d'Italia, è invece rimasto in carica, in quanto a differenza del primo grado l'appello gli ha dato ragione. La Corte d'Appello ha accolto la sua tesi, secondo la quale le dimissioni erano state abbondantemente presentate entro i termini, pur se registrate con ritardo, per ragioni che non dipendevano dalla sua volontà. Violenze contro medici e operatori sanitari. Federsanità ANCI Sicilia invita la Regione Siciliana e le aziende ospedaliere a costituirsi parte civile nei casi di violenze a danno di medici ed operatori sanitari ed esprime solidarietà ai medici vigliaccamente e violentemente aggrediti in questi giorni. La proposta di Federsanità Sicilia è quella di aumentare la presenza delle forze dell'ordine nei pronto soccorso e nelle guardie mediche e di aumentare i servizi armati di vigilanza privata. Chiede infine al Governo nazionale di inasprire in maniera severa le sanzioni penali a carico dei soggetti che si macchiano di queste violenze. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.